Perché il Signore l'ha mettuto in vore la sue parole, che aveva dite quintri di noi e quintri dai nostri giudici, che hanno rezuto Israele, quintri dai nostri re e quintri dai nostri principi, quintri dai uomini di Giuda e di Israele. Non è mai stato succeduto, so di tutti i cieli, ciò che è stato fatto in Gerusalemme, secondo ciò che è scritto nella legge di Mosè, che non saresti arrivati a mangiare un la chiara di Sofia e che l'altro la chiara di Sofia. Poi ho messo le sgriffi di tutti i reams che sono l'intorno, a vergogna e desolazione, fra mies di tutti i popoli confinanti, là che il Signore aveva dispiarduto. Poi sono diventati sottans e non parons, perché ho picchiato quintri dal Signore, nostro Dio, per non aver voluto ascoltare la sua voce. Al Signore, nostro Dio, la giustizia, a noi, invece, e ai nostri svons la musa rossa come che succede voi. Le disgrazie che il Signore aveva professate, quintri di noi, non sono plombate tutti intorno. Non ven bonà della musa dal Signore mendansi ogni donda e pensieri dal suo cur triste. Il Signore ha tenuto di voli questi disgrazi e li sa fatti splombare per zore di noi, perché il Signore le giusti in tutti gli svori che non sa ordinati. Noi però non ven ascoltato la sua voce, chiaminante ai comandamenti che il Signore nos aveva messo denanti. Come Signore, Dio di Israele, che tu hai fatto saltare fuori il tuo popolo di tiare dall'Egitto con man forte, con segnali e con spie, con grande potenza e con braccio alzato, e che tu ti hai fatto un nome come che succede voi. O ven picchiato, o sen stas triste, non sen stas giusto, Signore, nostro Dio, riguarda i tuoi ordini. Che si slontani di noi la tua rabbia, perché o sen restassi in pos fra mies dei foreste, là che tu non tu has dispiardus. Ascolte, Signore, la nostra preghiera e la nostra suppliche, e deliberi-nos per amor tuo e dannos grazie, denandi che tu nos has deportas, perché tu te la tiare e conosci che tu sei il Signore, nostro Dio, e che il tuo nome non è stato clamato per zore di Israele e per zore di Sogliarnasie. Signore, ten conto de tua sante chiesa e impensiti di noi. Ple, Signore, li sto sorelli si ascolta. Spalanche, Signore, ti voi e considere. Non saranno di sicuri muars di che l'altri mondo, che il loro spirito all'estat diavat des lor visaris, a dai glorie e giustizia al Signore. Ma pluitos l'anime un'evora vilide, quel che chiamine plette in deul, e voi finis e l'anime pure ti daranno grazie e glorie e giustizia a te, Signore. Perché non è per i meriti dei nostri svons e dei nostri res che non ti facciamo a te la nostra preghiera, Signore, nostro Dio. Perché tu hai strucchiato la tua rabbia e la tua ira contro di noi, come che tu avevi svisato mediante dai tuoi servitori, i profeti, dicendo: il Signore al discusse, pleaid la vostra crepe e serviti i re di Babilonia, così avvivareste tiare che io avrai dato ai vostri svons. Ma se ne volete ascoltare la voce del Signore, serviti i re di Babilonia, o fasarai cessare de città di Giuda e fur di Gerusalemme, il scriul dell'Igrie, il scriul degli onde, la voce dal novice e la voce del novice, e tutte le tiare sarà abbandonata e sincente. Noi però non ven ascoltate la tua voce, serventi re di Babilonia, e così tu hai smettuto di sinvore gli sperali che tu avevi diti a mies dai tuoi servitori, i profeti. Venga stai che i vostri dai nostri res e i vostri dai nostri svons a saresti stati buttati fuori dal loro tombal, come ove che sono esponuti al chial dal dì e al freddo e de notte, a sommuars con dolore sorens, di fame, di spade e di peste. E tu hai fatto di chiese che è stato clamato per zore il tuo nome c'è che si viot in di voi per colpe de tristerie de chiese di Israele e de chiese di Giuda. Con tutto quel, però, tu hai agito con noi secondo il tuo gran benvolente,
e secondo tutto il tuo gran buon cur, Signor nostro Dio. Come che tu avevi svelato mediante al tuo famei Mosè, te di che tu hai ordinato di scrivere la tua legge denanti di tutti i figli di Israele dicendo: se non ascoltareis la mia voce per da bon, che ste grande folugne sarà ridusuta a un troppo fra mies dai foreste, là che io ur dispiarderai. Perché sai che non mi ascolteranno, stant che sono un popolo di crepedure, ma te tiare da loro esili torneranno a entrare al loro cur e a riconosceranno che io so il Signore, loro Dio. Allora io orderai un cur e oreli che ascoltin, e loro mi laudaranno te tiare da loro esili, si visaranno dal Dio nome, e si mendaranno de loro ostinazione e de loro svori tristi, perché si impensaranno de condotte dai loro vons, che han pecchiato quintri dal Signore. Allora io tornerai a menate tiare che urrerai giurade ai loro vons, a Abraham, a Isaac e a Jacob, e la paronaran. Io moltiplicarai e non calaran, o fasarai con loro un patto per sempre. Io sarai il loro Dio, e loro saranno il mio popolo, e non pararai più fur il mio popolo Israele, de tiare che rurai dade.